Beh, guardi, per noi è un grande evento perché il nostro maestro Vanni Mazzer, che si è prodigato alla ricerca, alla composizione del brano, è un evento che si stacca un po' dagli stessi canti tradizionali che tutti i cori fanno, e quello che è il valore di questa composizione è che è una cosa successa, che l'abbiamo raccolta e l'abbiamo portata a conoscenza e fatta rivivere ai nostri cittadini. Ritengo che per il nostro piccolo coro, con la nostra semplice capacità, facciamo del nostro meglio. Abbiamo cercato di buttare in musica, e Vanni è stato molto bravo, questa storia che secondo me ha riportato in un paese come San Fio, non tanto grande, una chiesa gremita di gente. Vuol dire che c'era un ottimo e importante interesse per questa storia. Secondo me, che non sono un gran esperto in musica, l'ha musicata molto bene, molto piacevole, e l'ha raccontata in musica questa storia. Sicuramente il nostro cammino sarà in direzione di trovare altre realtà di questo tipo locale e trasmettere in musica. Questo è un lavoro che noi stiamo cercando di farlo. Il nostro maestro sta studiando, sta facendo dei corsi specifici di composizione, di direzione corale, quindi sfruttiamo la nostra realtà nel nostro piccolo coro, portiamo sicuramente i brani tradizionali che si fanno nelle nostre rassegne, però mettere un qualcosa di nuovo, di nostro, di vero, che porta la realtà locale attraverso la musica, ritengo che sia una cosa molto importante.